Perfetta apertura! E ora ci mostreranno degli esercizi individuali per dimostrare la loro abilità. Il primo sarà Danis con il rallenti. Danis dovrà avvicinarsi, rallentare, rimanere quasi immobile per poi ripartire. Tutto questo rimanendo in equilibrio sulle due ruote. Si avvicina, rallenta, rimane quasi immobile, per poi ripartire. Danis! Leo invece vuole sbalordire, dovrà raccogliere un accendino posizionato per terra. Vede il suo bersaglio e lo raccoglie. E adesso è il momento dello slalom fra i birilli, ma siccome i birilli li hanno già rotto tutti, useremo i birilli umani. Occhio che oggi ci sono andati vicini anche con te. Cosa ha detto? Sono andati vicini anche con te. Slalom riuscito! E tornano al centro per ricevere i loro meritati applausi. Danis e Leo! Del pubblico, rimanete tutte sedute, alzate la mano signorine, saranno i piloti a scegliere. Danis davanti, c'è quindi signorine davanti. Ok, Danis l'ha già trovato. Signorine, mettetevi qua in fila. Deve per fare un giro in macchina vado, ma fuori. La signora vuole venire? Signora, lei vuole venire a fare un giro? Lei non faccia finta di non vedere, lei. Faccio finta di non vedere. A fare un giro. Come no? Ha paura? Io non vorrei fare un jet perché. E vai tu. La signorina vuole venire? Signorina. E vai, c'è il cappello in testa, dai, smetti. Sei sicuro? Leo, a un certo punto lo spettacolo deve finire, eh? Coraggio, correre, 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 correre! Un'altra. Ok, ne manca una. Leo, provata? Arriva? Ok, intanto conosciamo. Provate, è troppo tardi, troppo tardi, troppo tardi. Conosciamo le nostre volontarie. Antonella? Nicoletta? Annalita? Dominica? Valeria? Non stanno uno in più. Ti sei bucata tu. Come ti chiami? Rossella? E Marilena, un applauso! Allora, le prime tre vanno con Danis. Le altre quattro con Leo. Adesso i nostri piloti spiegheranno alle signorine come mantenersi all'interno dell'auto. La sicurezza innanzitutto è fondamentale. Attacca con le mani. Perché ti vai su che tambari? Batta per che sei per il tuo. Leo, tu non esagerare come al tuo solito. Mi raccomando, mi raccomando. Danis finisce di spiegare alle signorine come mantenersi all'interno dell'auto. Danis, mi raccomando, vai piano! Ehi, Danis, no! Basta dentro play! Stanno sulla bombetta, dai, credo. E meno male che gli avevo chiesto di andare piano! Comunque, state tutti tranquilli, non vi preoccupate. Di solito 3 volte su 4 le rimandiamo tutte intere.
È la quarta. E arriva Davis. Maria, vai! E arriva Davis. Tutto a posto. Ed ecco che arriva anche Leo. Leo Davis ha meno che finito, Andiamo! Leo, come stanno le signorine? Hanno paura! Ed ecco che ritornano al centro, le auto, i piloti, ma soprattutto tornano sane e salve tutte le coraggiose volontarie. L'applauso è per loro! Grazie signorine, grazie! Potete andare, coraggiosissime! Ciao ciao! Complimenti signorina, lei non ha finito! Vieni qua, vieni qua! Che aspetto sta bianco. Ma non ti preoccupare del viola! Rimani qua ferma! Allora, hai visto quello che ha fatto l'altra signorina con la moto? Adesso a me lo faranno le auto! Saluta i tuoi amici per l'ultima volta! Brava, rimani ferma! Gli altri piloti tornano a salutarti, arriva prima Davis! Ed ecco, anche Leo! Attenta! Signorina per un pelo! Puoi andare! Ok! E adesso attenzione! A questo punto Leo ci mostra un giro completo di 360 gradi sulle due ruote. È qui che si vede la bravura del pilota. Diventa un tutt'uno con la macchina. Man mano che la velocità diminuisce, aumentano le difficoltà di mantenere l'auto in equilibrio. Sono pochi i piloti che riescono a eseguire questo esercizio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno tra i più bravi. Noi abbiamo Leo. Esercizio riuscito! Sì, ma così non credo che riesca a sentirmi, Leo, hai sentito? Ha sentito! E rimane fermo immobile, imperfetto, sul flux! Ok, boss, dai, scendi, continuiamo con lo spettacolo. E ritorna al centro pista per ricevere i vostri forti e soprattutto i suoi meritati applausi! Che stavolta! E torna per un saluto volante Dark Manu. Attenzione, senza mani. Va bene, sì, sei stato bravo. Però adesso per favore vai fuori, dobbiamo continuare con le macchine. Manu, che fai? Attento, Manu no! Manu, ma quante volte te lo devo dire? Non mi puoi abbracciare quando vai in moto. Adesso torni qua e per punizione scendi dalla moto. Ora! Sì, ma lo dicevo così. Ma come si fa a essere arrabbiati? Ha sempre voglia di scherzare. Manu, saluta il pubblico. Ciao ciao! E ora torniamo avanti sulle quattro ruote. È il momento di una gara ad alta velocità. Sfida all'ultimo drift. Per una simulazione di inseguimento al mio segnale scatenate l'inferno e ora tutti insieme per il conto alla rovescia, vi voglio sentire 2